Tre Totila per tre storie trevigiane. Antena 3, i trevisani nel mondo e la famiglia del rugby. E i tre volti che le rappresentano sono quelle dell'editore di Media Nord-Est Filippo Iannacopoulos, di Don Canuto Toso e di Rino Francescato. Non premi ma onorificenze che la comunità trevigiana assegna a chi la rappresenta nei valori. Valori di lealtà, valori di solidarietà, valori di servizio, valori di passione, ma soprattutto andremo a premiare quel valore che è un po' dentro tutti noi, ma che dobbiamo rispolverare tutti al più presto, che è l'amore per la nostra città. Il primo Totila è stato assegnato agli editori della nostra emittente per aver garantito continuità ad un servizio di informazione che dura da 40 anni. Notizie quotidiane che sono diventate la memoria storica di Treviso, della Marca e del Veneto. Per questo, nel consegnare all'editore di Antena 3 il Totila, il sindaco Conte ha lanciato un nuovo obiettivo da raggiungere. Io un desiderio ce l'avrei, credo che possa essere un progetto che possiamo fare insieme, ma raccogliendo tutte quelle belle interviste, quelle immagini che da 40 anni sono entrate nelle nostre famiglie, potremmo pensare a un bel docufilm sulla città di Treviso che ci faccia capire in 40 anni com'è cambiata. Il secondo Totila d'oro è stato assegnato a Don Canuto Toso per l'impegno nell'aver fondato e fatto crescere i trevisani nel mondo. Emozionato il sacerdote mentre sfilavano i laberi delle diverse sezioni per un'associazione che tiene salde le radici per chi è dovuto emigrare all'estero a catar fortuna. Con questo evento ci sentiamo esortati nel valorizzare la nostra anzianità per riuscire a coinvolgere i discendenti nel proseguire la nostra storia seguendo l'ispirazione cristiana anima dello statuto associativo, come sta avvenendo nel Comitato Internazionale in poche sezioni, con la partecipazione dei figli e nipoti nei rispettivi comitati. Il terzo Totila è stato assegnato alla famiglia Francescato, che ha dato tanti campioni del rugby veneto e nazionale. Emozionanti le mete col doppio passo di Iva Francescato agli All Blacks, per uno sport che tutta la famiglia racconta ancora oggi e con una poesia come scuola di vita. Il ha impiantato pai in mezzo al campo, il ha tirato rete de qua del Camposanto e ha le sue bandiere tutte feste, che è del colore bianco e celeste. Il campo era il campo di San Lazzaro. Lì Nello, dopo l'esperienza di San Giuseppe, ha cominciato a giocare a rugby e ha cominciato anche a drogarci di rugby. Lì abbiamo imparato i valori del rugby e abbiamo cominciato a sudare lì, a San Lazzaro, vicino al Camposanto proprio. Volti e storie oggi insegniti dei Totila, ma soprattutto esempio per le generazioni di domani. Perché è bello sentire parlare di zii, di nipoti, di padre, di madre come esempi da seguire, da imitare e da rispettare tanto. Quindi grazie davvero.